e ho visto l'attenzione alle relazioni, a chi parlava, ma anche una tensione, come dire, fortissima, quasi elettrica, che veniva verso questa parte, per cui io ritengo che questo sia effettivamente il risultato più importante di questo convegno. D'altronde il nostro messaggio non era certamente di mettere d'accordo studiosi di lingua e linguistica, ma quello di dire che la lingua è uno strumento fondamentale perché riproduce la nostra identità, la manifesta, per cui è ovvio che quando noi parliamo di lingua è questo mondo che si manifesta. Non è quindi solo uno strumento di comunicazione all'esterno, ma è una riproposizione di quelli che sono i nostri valori. E leggo soltanto 3 righe di una persona che oggi non è presente, ma che secondo me è una persona che tanto sta dando e ha dato per la lingua sarda, il professor Matteo Porro. Dice: se l'italiano fosse come non è la lingua della Sardegna, io direi che non mi sarebbe sufficiente per vivere responsabilmente la mia vita da cittadino del mondo. E quando tanti anni fa io rispondevo a chi spesso pubblicamente mi invitava ad abbandonare lo studio e la ricerca e la salvaguardia della lingua sarda a favore dell'italiano, che questo sarebbe diventato un dialetto europeo come oggi è diventato in effetti, mi tenevano compagnia la solitudine e il silenzio, capaci di emarginare i pazzi, nonché di confortare i sognatori e i poeti. Né mi sarebbe sufficiente per vivere la mia vita da cittadino del mondo, attento alle problematiche dei tempi all'interno di una società investita dall'onda incessante di innovazione che fa presumere la mondializzazione dell'economia e della cultura, esattamente il sardo, che pure è la mia lingua, che meglio mi permette di esprimere tutta l'intera la mia anima. Io penso che questo sia il significato quando noi diciamo non ci dovete toccare la lingua perché ci state toccando la nostra anima, la nostra personalità. E questo è il messaggio che noi, diciamo una generazione di mezzo, vogliamo esaltare, e io credo che le diverse sfaccettature, le diverse angolazioni che sono venute dai relatori in fondo abbiano questo denominatore comune. Forse se ripartiamo da qui, da questa nostra ricchezza che è la lingua perché è la nostra identità, allora anche le risposte concrete forse sono di natura diversa. Vi parla uno che è un segretario di un'organizzazione sindacale piccola, che ha 12 anni di vita, che ha scelto la sfida di essere sarda ma nella completezza, cioè senza avere assolutamente dipendenze da parte esterna, ma che guarda al mondo e quindi è capace di parlare ai sardi, agli italiani e agli europei, che ha fatto esperienza, e qui c'è una persona che ho già salutato, ma credo che ha avuto l'esperienza europea, ci dica perché si rivolgevano a lui, perché ritenevano che fosse diverso nel senso di ricchezza culturale, di specificità, di problematicità, altrimenti ma che senso abbiamo noi di porci nel mondo se appiattiamo e dimentichiamo questa nostra identità? Ma noi stiamo scoprendo che se a noi sardi fosse data la possibilità, e noi la vogliamo conquistare, di scrivere noi i nostri contratti di lavoro, di scrivere noi le risposte che il mondo del lavoro in Sardegna attende, ma voi credete veramente che si continuerebbero a dare ai sardi risposte tipo lavoro sostenuto, tipo lavoro assistito? Ma i sardi hanno ricchezza, intelligenza, capacità di progettualità, non solo in Sardegna ma nel mondo. Abbiamo ragazzi che governano tecnologie in campo mondiale, eppure le risposte sono che al massimo ti danno un lavoro per spazzare una strada e un giardino,
Certo, 800.000 lire servono a tutti al mese, per chi non ne ha, ma noi siamo capaci di progettare, siamo capaci di essere più intelligenti, colloquiamo con i computer, parliamo l'inglese, svegliamoci sardi. Questo deve essere il contenuto anche che parte da un convegno che ha discusso di lingua. Vedete che discutendo di lingua forse possiamo parlare di problemi che ci toccano da vicino. Il nostro avvenire non è quello che vogliamo perché abbiamo dimenticato con la lingua di essere sardi, e forse questo è il messaggio più importante che noi vogliamo dare. Quindi vi ringraziamo, cioè se i tenores ci allietano con questo tocco, e se nel mentre che loro si preparano qualcuno però intervenga non per mettere altri problemi, ma per dire se abbiamo colto giusto, ci farebbe piacere. Grazie.